Un incontro per discutere sull'emergenza idrica. Ecco, dopo le varie manifestazioni sembra che quasi il problema è risolto. L'amministrazione comunale non parla più, ma ancora il problema purtroppo sussiste ad Agrigento, con quartieri che non ricevono acqua da giorni. Il problema è esteso all'intera provincia, per cui molte associazioni dell'intera provincia hanno deciso di sollecitare ancora con altri modi, quindi con la proposta, con il dialogo, le istituzioni preposte alla soluzione della crisi idrica, per farci raccontare quali sono i programmi, quali sono i progetti e quali sono le prospettive. Purtroppo questo è il primo di una serie di incontri che abbiamo programmato. Le associazioni sono più forti che mai e più determinate che mai. Quello che vediamo invece è l'incapacità istituzionale sia di informare su ciò che si sta facendo, sia di dialogare compiutamente con i cittadini per come i cittadini meritano. Ragionevolmente, visto che il servizio comunque è mancato in tutti questi mesi, è possibile pensare a una class action per evitare di pagare un servizio che non si è avuto? Le associazioni dei consumatori, che pure compongono questo coordinamento di associazioni, pensano a una class action. Noi abbiamo parlato negli scorsi mesi, negli scorsi anni, di cultura del merito. Noi saremo capitale della cultura, quindi vogliamo parlare una lingua diversa, vogliamo parlare la lingua della cultura del merito tecnico, della capacità di spesa dei fondi pubblici disponibili, che in realtà in questi anni non si è vista. Avete invitato le istituzioni e non sono venute, da quello che mi risulta? Alcune istituzioni hanno, come il sindaco di Agrigento e altri, hanno mandato dei messaggi per precedenti impegni istituzionali, altre come AICA e ATI invece non hanno risposto. È bene differenziare. Hanno dato la loro adesione, sono presenti diversi deputati regionali, ma comunque nessuno con ruoli decisionali, non ci sono gli assessori regionali, che pure avevamo invitato, ma di questo ne prendiamo atto, ma le sollecitazioni non mancheranno, sempre all'indirizzo di chi ha ruoli decisionali. Ecco, cosa sperate? Quale obiettivo pensate di raggiungere con questa assise? Intanto di tenere insieme le associazioni, di tenere insieme quello che non è soltanto un movimento di protesta, ma è anche un cartello di associazioni che ha studiato e studia molto bene gli argomenti in maniera tra l'altro differenziata, perché le tematiche sono differenti. Quindi intanto questo, quindi una proposta unitaria verso la classe politica, diciamo così, amministrativa, che ha ruoli decisionali. Claudio Lombardo, come Mare Amico anche tu hai voluto partecipare a questa iniziativa sull'acqua, però stiamo vedendo che mancano le istituzioni e non registriamo una grande affluenza. Sì, purtroppo è quello che vediamo da tempo. Poche persone che si indignano è per un problema che esiste per davvero. Noi abbiamo portato una novità in questo convegno perché dobbiamo affrontare delle proposte. Abbiamo scoperto una cosa che è assolutamente incredibile. Noi qui in provincia di Agrigento abbiamo una serie di depuratori ed uno sta per essere consegnato qui ad Agrigento per la fascia costiera. Questi depuratori producono dell'acqua. Quest'acqua, invece di essere invasata, è acqua pulita, acqua utilizzabile. A quali ti riferisci? Ma mi riferisco al depuratore nuovo di Agrigento, che produrrà 150 litri di acqua al secondo, il depuratore di Sciacca che già li produce, quello di Licata, quello di Ribera, che producono alla fine del loro ciclo di depurazione circa 12 milioni di metri cubi di acqua che invece di essere utilizzati in agricoltura vengono gettati in mare. Cioè noi paghiamo la depurazione, noi produciamo quest'acqua che è acqua pulita, invece di invasarla e distribuirla attraverso il consorzio di bonifica agli agricoltori, la buttiamo in mare, ed è una cosa assolutamente incredibile e nessuno si indigna per un fatto così. Inseguiamo il piccolo pozzo di pochi litri di acqua al secondo e poi buttiamo in mare milioni di metri cubi di acqua e utilizziamo l'acqua delle dighe per l'agricoltura, anche quella che potrebbe essere destinata ad usi civili. Roberta, anche tu hai voluto dare il tuo indirizzo a questa manifestazione? Per fare in modo appunto che non cali il silenzio, le associazioni hanno organizzato questo convegno, hanno invitato tutti, hanno invitato anche l'amministrazione comunale, il sindaco. Purtroppo anche questa volta ha impegni istituzionali, quindi non è presente. Il
problema dell'acqua è un problema veramente grave e diciamo che le varie governi regionali che si sono succeduti non hanno risolto il problema. Il problema è atavico, continua a persistere. Il presidente Schifani dice di fare in fretta. Io l'unica cosa che ho visto che hanno fatto in fretta è un bonus di 200 euro per 1000 famiglie per le lavastoviglie, che trovo alquanto veramente ridicolo. Quindi Agrigento vuole essere sempre attiva, non fare calare il silenzio su questo tema, e diciamo che come Italia Viva noi saremo un'opposizione presente e assidua e pronti a indossare nuovamente accappatoie e bidoni a protestare ad oltranza finché questo problema non verrà risolto.